Era il segnale che tutti attendevano. Apre anche l'Hotel Excelsior al Lido di Venezia. L'albergo, simbolo dell'ospitalità in laguna, conosciuto in tutto il mondo, riaprirà i battenti dopo la pandemia. Da sabato 27 giugno, con le sue spiagge, Excelsior de Bene Quattro Fontane, poi il 1° agosto toccherà all'albergo. A dare la svolta il top manager Alessio Lazazzera, direttore della struttura, che, mentre tutti parlavano ipotizzando anche una mancata apertura a causa del coronavirus, ha lavorato in silenzio e alacremente ed è riuscito, con tutto il suo team, a sovvertire i pronostici. Il gruppo londinese London Regional Properties, di rango internazionale, lancia così un forte messaggio di fiducia per la ripartenza del turismo a Venezia. A metà del mese di giugno e i primi giorni di luglio gran parte degli alberghi del Lido riapriranno. È notizia di ieri che anche l'Hotel Excelsior aprirà per questa stagione ed è una buonissima notizia, d'altronde era difficile immaginarsi il Lido senza l'Excelsior e le sue spiagge. Tutti stanno facendo grandi sforzi, stanno adeguando le strutture con tutte quante le norme di sicurezza. Antonio Vianello, presidente della delegazione Lido dell'Associazione Veneziana Albergatori, fa il punto. Siamo alla fine di maggio, quasi i primi giorni di giugno e i telefoni sono ancora muti, cioè le prenotazioni stentano ad arrivare, e per cui sarà importante. Adesso noi ci auguriamo che con la riapertura dei confini regionali, con la riapertura di alcuni confini internazionali dal 15 di giugno, poi la situazione si sblocchi, perché per ora diciamo che apriamo gli alberghi senza le prenotazioni, cosa che insomma non è mai stata fatta in passato, per cui è un esperimento questo che stiamo facendo.